Allora, metto nello sfondo intanto una specie di spot mentre scorrono queste immagini e introduco la sessione che sta per arrivare, che poi diciamo si dissolverà abbastanza spontaneamente nella pausa pranzo. Vi do quindi l'informazione di servizio, noi riprendiamo in teoria e anche spero in pratica alle 14:30, quindi vi invito a ritrovarci qui alle 14:30, 14:40, visto che abbiamo un po' sforato. Però prima di andare a mangiare vi invito a recarvi nella stanza dietro dove sono esposti i poster, perché abbiamo appunto voluto dare questa, tanto queste sono immagini del vivaio ovviamente, abbiamo voluto dare questa struttura qui a tre facce a questo incontro. Questa mattina il professor Viaroli adesso ha concluso la serie di interventi scientifici ed accademici, nel pomeriggio avremo la parte molto importante amministrativa e finanziaria con cui si possono poi effettivamente sostenere gli interventi. E noi che siamo i tecnici operativi, quelli che stanno sul territorio, abbiamo trasformato in poster, diciamo, il nostro spazio, così ci si può fare appunto i capannelli davanti. Io mi limito a fare a dire due cose. Come vedrete, per quanto riguarda la nostra esperienza di Veneto Agricoltura, noi abbiamo fatto due poster in cui sostanzialmente abbiamo detto quello che abbiamo fatto, non abbiamo detto i risultati. Perché? Perché per dire qualcosa sui risultati io chiamo a raccolta proprio il mondo scientifico e accademico. Sarebbe molto bello quello che prima è stato mostrato per quanto riguarda gli interventi di Salzano. Ecco, noi siamo ben disponibili a estenderlo alla generalità delle nostre esperienze. Vedrete che negli poster che abbiamo fatto, in fondo abbiamo messo spunti per la ricerca, quindi abbiamo messo delle provocazioni per dire siamo stati bravi o no, non lo sappiamo, abbiamo fatto degli interventi. Noi siamo presenti sul territorio perché andiamo a raccogliere il seme sul territorio. Noi facciamo queste piante, le facciamo partire dal seme, quindi siamo molto presenti sul territorio. Abbiamo anche molto da dire su quello che troviamo nel territorio. Abbiamo visto, io non posso dire da bambino, posso dire qualche anno fa, quando ho cominciato a fare il responsabile di questo centro, io ho visto personalmente scomparire vegetazioni anche banali in alcuni territori, che sono quelli che frequento io nel Vicentino prevalentemente, ma non solo. Ho visto sparire la lemna, l'intera copertura di lemna di spirodella da alcuni corsi d'acqua, non dico il morso di rana che ovviamente sarà sparito un quarto d'ora prima, diciamo, ma ci sono delle situazioni che meriterebbero di essere approfondite. Girando è una cosa del tutto speculativa, campi coltivati a orticoltura a pieno campo spesso hanno dei fossati in buone condizioni. Dipende da come viene condotto, da cosa viene messo nel campo, dal fatto che il coltivatore è particolarmente sensibile e vigile sulle nutrie, dal fatto che viene gestita in modo diverso, meccanico, intendo la vegetazione, o da cos'altro dipende, oppure sono soltanto osservazioni prive di fondamento. Serve tutti quanti stimoli spero insomma che qualcuno di questi stimoli possa essere raccolto da chi ci può mandare dei tesisti, oppure fare delle ricerche. Dicevamo prima che siamo all'alba di un nuovo periodo di programmazione, anche dei finanziamenti, quindi noi siamo ben lieti di essere interlocutori per le università che vogliano cimentarsi nel portare avanti qualche progetto a finanziamento comunitario. Quindi questi sono degli stimoli che noi lanciamo e questo anche abbiamo fatto nel poster. Poi per quanto riguarda la sessione del pomeriggio, io vi mostro questa foto che è esemplificativa. Questa era una stazione di Euphorbia palustris che noi utilizzavamo come popolamento da seme, abbastanza cospicua, c'erano decine di piante. Adesso, come vedete, questo, non so se conoscete la terminologia comunitaria, c'è il greening. Ecco, questo qui invece ha fatto il browning, nel senso che ha usato probabilmente il glifosate e questa stazione di Euphorbia palustris l'abbiamo vista scomparire quest'anno. Ecco, qui a costo di essere semplicistico agli occhi magari di colleghi regionali o dei colleghi di Avepa che vanno a fare il monitoraggio, adesso ci troviamo appunto in un altro periodo, in un regime di programmazione che va fino al 2020. Se questo qui continuerà a percepire lo stesso contributo, vuol dire che ha fatto bene. L'altro ieri ho visto una viabilità di servizio, penso usata dal consorzio di bonifica, quindi una stradina inerbita, che è stata arata e c'è stato messo il mais. Se il contributo sarà uguale, vuol dire che ha fatto bene. Scusate se sono così esplicito, perché è evidente che è necessaria mettere insieme le conoscenze sul territorio con il lavoro che fanno i colleghi, i monitoraggi che fanno i colleghi. Non voglio dire che uno che ha l'Euphorbia palustris di fianco al campo di mais deve diventare più ricco di uno che non ce l'ha, che l'ha fatta scomparire. Certamente però entrare nel merito
di quello che c'è nell'agroecosistema come elemento qualificante può essere un buon parametro di misura e di valutazione dell'efficacia delle future misure come dire, di miglioramento dello stato dell'agroecosistema. Io con questo vi lascio e vi invito appunto a recarvi nella stanza a fianco e poi a ritrovarci tutti quanti qui dopo aver mangiato. Purtroppo i tempi di austerity non ci consentono questa volta di aver organizzato un buffet e quindi c'è qui il ristorante qui sotto autonomamente e dopodiché ci rivediamo qui. Grazie.